Terzo giorno. Santa Maria, Madre della Speranza, ascolta l'insofferenza dei giovani. La prospettiva del futuro, quasi senza fine, è lo sguardo del giovane che si cimenta nel mondo con la vita che ha, fatta di sogni, risorse ed energie, come una bella promessa che non vuole deludere. Questa sua speranza può viverla in compagnia di Gesù di Nazareth, lungo la strada dell'età e dell'eternità. Attualizzazione. In una sera d'estate, un gruppo di ragazzi intorno al falò si chiesero: qual è il segreto della vita? C'è un pozzo che possiede la risposta, disse il vecchio custode del campeggio. La brezza della notte era dolce e i giovani decisero di recarvisi. Arrivati, posero la domanda al pozzo. Dalla profondità echeggiò la risposta: andate nella piazza del villaggio, là troverete ciò che cercate. Pieni di speranza obbedirono, ma al luogo indicato trovarono solo 3 botteghe. Una vendeva fili metallici, un'altra strane forme di legno e la terza pezzi di metallo. Delusi, i giovani tornarono al pozzo chiedendo spiegazioni. Capirete in futuro, rispose. Era notte fonda quando si unì al loro falò un giovane con uno zaino sformato, dal quale trasse un sitar e cominciò a suonare. Era una musica travolgente, vibrante, ispirata. Affascinati, i ragazzi gridarono di gioia. Avevano capito. Il sitar era composto di fili metallici, pezzi di metallo e di legno, come quelli che avevano visto nelle botteghe nella piazza e che avevano giudicato senza particolare significato. Commento del Rettor Maggiore. Il nostro mondo ha bisogno di giovani che sognino insieme con Dio il senso e la realizzazione della loro vita. Per ciascuno di loro Dio ha un progetto personalizzato che li guida e li spinge a guardare avanti. Penso che è compito di noi e di ogni membro della famiglia salesiana impegnarci ad accompagnare il dinamismo che i giovani portano nel cuore, perché, come dice Papa Francesco, non si lasciano rubare la speranza. In un mondo in cui non sempre si trovano logiche e dinamiche ad essa favorevoli. I giovani di oggi, come quelli di tutti i tempi e i luoghi, aspettano una mano amica che li aiuti a crescere e a realizzarsi. La cura di ambienti propositivi e preventivi, un'animazione che sa espandersi su più dimensioni come il teatro, lo sport, l'arte, il gioco, la musica, le iniziative in favore degli altri e un accompagnamento personale che sa scendere in profondità sono alcune delle attenzioni che la nostra tradizione ci consegna e che ci invita a coltivare con creatività nei nuovi contesti di oggi. Dinanzi al panorama così triste delle ferite del mondo giovanile, noi, famiglia salesiana, siamo da parte dei giovani, perché come Don Bosco, fino all'ultimo, abbiamo fiducia in loro e crediamo alla promessa che sono nella loro volontà di prendere in mano il proprio futuro e di uscire da ogni tipo di povertà. Siamo sempre dalla parte dei giovani, investiamo sempre su di loro. Crediamo nel valore della persona e nella possibilità del mondo diverso e migliore e naturalmente nella grande forza della educazione.
Riferimento salesiano. Una sera di aprile del 1847, Don Bosco, dovutosi fermare più a lungo in città da un malato, tornò a Valdocco di tarda sera. Nei pressi del quartiere un gruppo di circa 20 ragazzi cominciarono a prendersi beffa di lui. «I preti sono tutti avari», diceva uno. «Sono superbi e intolleranti», diceva un altro. «Mettiamolo alla prova», gridò un terzo. A queste voci poco lusinghiere, Don Bosco iniziò a rallentare il passo e, facendo finta di non averli ascoltati, li affronta. «Buonasera, cari amici. Come state?» «Poco bene, signor teologo. Abbiamo sete e non abbiamo quattrini. Ci paghi lei una pinta a tutti». Gli altri ragazzi lo accerchiavano per non lasciarlo fuggire. «Ben volentieri ve la pago», disse allora Don Bosco. «Ma voglio esserci anche io con voi». «Si figuri», ribatterono. Don Bosco mantenne la parola non solo per evitare maggiori guai, ma anche per provare a guadagnare qualche anima. In osteria fece portare una e poi un'altra bottiglia ancora ai ragazzi. Quando vide i suoi monelli più mansueti e buoni, disse: «Ora voi dovete farmi un piacere. Dica, non solo un piacere, ma 2, 3 gliene faremo, perché d'ora innanzi vogliamo essere suoi amici. Se volete essere miei amici, dovete farmi il piacere di non bestemmiare più il nome di Dio e di Gesù Cristo». «Ha ragione, a volte la parola ci scappa senza che ce ne accorgiamo», rispose uno dei ragazzi. «Bene, ora usciamo di qui. Torniamo ognuno a casa. Domenica però vi aspetto all'oratorio». «Ma io non ho casa», prese a dire uno di loro. «Ed io nemmeno», aggiunse un secondo, e così parecchi altri. «Ma dove le passavate le notti?» Don Bosco si accorse del pericolo di immoralità in cui versavano quei ragazzi, la maggior parte forestieri, e quindi soggiunse: «Venite, l'oratorio è casa per tutti». Testimonianze dal mondo salesiano. Magandang buhay po sa inyong lahat. Ako po Saluti a si Susan tutti. Raqueña Garate, isang salesiana. Sono Susan Garate, salesiana cooperatrice ed educatrice salesiana del Centro Giovanile Don Bosco Tondo. Bilang isang educator, marami na po akong Come educatrice ho potuto assistere a molti problemi incontrati dai giovani di Tondo, mga financial problem, alcuni dei quali sono problemi finanziari. mga environment, Ne abbiamo molti, così come problemi all'interno della loro famiglia. Per esempio c'era questa studentessa di Garments Technology che una delle nostre suore salesiane mi ha chiesto di far stare temporaneamente nella nostra casa perché ha subito abusi sessuali mentre viveva con i suoi parenti, dove sua madre l'aveva lasciata. Nonostante questa esperienza molto traumatica, era molto determinata a laurearsi qui alla Don Bosco. La notte in cui suo zio stava per violentarla, riuscì a scappare e si ritrovò all'interno del recinto delle suore salesiane. E così questa brava sorella FMA mi ha chiesto di ospitarla, cosa che ho fatto. È rimasta a casa nostra fino alla laurea e ora vive una vita agiata. Attualmente lavora in Arabia Saudita come sarda. Ci sono molti casi di problemi finanziari tra i giovani. Come tutti sanno qui a Tondo, la povertà è un grosso problema. Questo è anche il motivo per cui abbiamo studenti qui al Technical and Vocational Education and Training, TVET, perché non possono permettersi di andare al college. Avevamo questa tirocinante che era la figlia maggiore di una grande famiglia della provincia, una studentessa lavoratrice. Dal momento che il suo orario di lezione si sovrapponeva al suo orario di lavoro, ha pensato di abbandonare gli studi, poiché non sarebbe stata in grado di pagare le sue spese, a meno che non avesse trovato un lavoro. Ma siccome un sacerdote salesiano mi ha parlato, mi ha chiesto se andava bene se potevo lasciarla stare nella nostra casa ed essere il suo tutore, per il momento ho detto di sì e le ho dato un sostegno economico fino a quando non ha terminato il suo corso.
e sono molto felice perché è riuscita a laurearsi a pieni voti. Ora è una dipendente in un prestigioso hotel in Arabia Saudita e ho sentito che è già stata promossa a un'ottima posizione lì. È riuscita a mandare tutti i suoi fratelli al college. Queste sono solo alcune delle tante storie dei giovani che hanno raggiunto la grandezza attraverso le difficoltà, proprio come il motto di Don Bosco, per angusta ad augusta, ovvero attraverso le difficoltà verso la grandezza. Vedo che i giovani di Don Bosco Tondo stanno chiaramente vivendo l'esempio che, nonostante tutte le difficoltà, lottano per il successo. Non hanno lasciato che queste sfide diventassero un ostacolo. Quindi ora vivono tutti una vita confortevole. Spero che non ci stanchiamo di ascoltare le storie dei giovani. Vale la pena ascoltare le loro storie, perché è così che riusciamo a conoscerli meglio. Ed è così che riesco a sapere come aiutarli, anche nel minor modo possibile. Don Bosco una volta disse: «Basta che tu sia giovane perché io ti ami». Finora questo motto è ancora molto attuale e si riflette ancora nei 4 angoli del nostro centro giovani. Lo vedo attraverso i nostri educatori salesiani e attraverso i nostri sacerdoti salesiani che sono qui presenti. Vorrei anche ringraziare i nostri laici missionari partner per aver continuato la missione di San Giovanni Bosco per i giovani. E come salesiana cooperatrice è per me un piacere aiutare i giovani di Tondo, coloro che sono in povertà e i giovani emarginati a realizzare un futuro migliore per se stessi. Grazie mille. Affidamento a Maria. Avvolgici sotto il tuo manto, o Madre. Tu che giovanissima a Nazareth hai deciso le sorti del mondo. Aiutaci ad allargare le nostre braccia a tutti i giovani. Accoglili tra le tue braccia e proteggili dal male. Mostra loro tuo figlio e dischiudi la loro vocazione. Essere la speranza del mondo.